Ciao, rieccoci con un altro appuntamento di Vita Style, felicissimo ovviamente di ritrovarti. Oggi ereditiamo l'argomento di cui ha parlato Daniele nel suo ultimo video, ossia il tema proteine, e ha fatto un affondo in merito alle uova. Ecco, oggi utilizzeremo le uova, quindi ti prego di rimanere qui per qualche minuto perché andremo a sviscerare qualche informazione che riguardano soprattutto due tasti abbastanza dolenti quando si pensa alle uova. Innanzitutto la sanificazione di questo prodotto, perché c'è sempre dietro il problema eventuale, possibile, della salmonellosi. E poi andremo anche ad affrontare il tema legato alla digeribilità dell'uovo una volta cotto. Finché andremo ad approfondire queste due tematiche, inizio già a preparare gli altri ingredienti che serviranno per la ricetta. Vado a cuocere dei peperoni, li ho tagliati a rondelle, quindi di questa dimensione, e questi saranno i contenitori delle nostre uova. Una volta cotti questi, quindi dopo 10 minuti di cottura, andremo ad inserire le nostre uova e andremo a cuocere anche le uova a vapore. Per agevolarci possiamo mettere sul fondo del nostro cestello un pezzo di carta forno semplicemente bagnato sotto acqua corrente e strizzato in modo tale che diventi più malleabile, e lo andiamo ad adagiare sul cestello sopra la carta forno, che ovviamente è porosa, il vapore passerà comunque, però ci agevolerà ad esempio quando inseriremo l'uovo, affinché l'uovo non esca dai fori presenti sul cestello, quindi ci farà da riparo sotto questo aspetto. Andiamo ad inserire i nostri peperoni, chiudiamo, 10 minuti di cottura a vapore. Finché attendiamo la cottura dei nostri peperoni, andiamo a spiegare come andrebbero cotte le uova. Molti studi sono stati fatti proprio per cercare di intercettare, di intuire al meglio qual è la soluzione migliore a livello di cottura, di preparazione in generale delle uova, affinché l'uovo stesso diventi altamente digeribile. Qui si parla di tempo di permanenza o di transito all'interno del nostro tratto intestinale, quindi deve essere il più corto possibile, se non altro, e dall'altra parte anche si va a ricercare qual è la migliore soluzione affinché le proteine contenute nell'uovo stesso vengano assimilate dal nostro corpo nel miglior modo possibile. In conclusione, la soluzione non è né l'uovo crudo né l'uovo sodo, ipercotto. La soluzione, come in tantissimi casi, sta nel mezzo, quindi l'uovo barzotto, l'uovo alla coque, l'uovo in camicia, l'uovo poché, l'uovo che ha l'albume rappreso ma non estremamente sodo, non ci devono però essere parti liquide. Dall'altra parte invece all'interno, dove abbiamo il tuorlo deve rimanere cremoso, non rassodato, non rappreso e non duro, fra virgolette, quindi molto cremoso, viene definito pomata. Anche per arginare il rischio di eventuale presenza di salmonella sulle uova sono stati fatti parecchi studi, e anche qui si è arrivati ad una conclusione che a livello domestico ci può tutelare sotto questo aspetto, ossia il procedimento corretto sarebbe questo quando decidiamo di fare un uovo fra virgolette bollito. Quindi si inserisce l'uovo all'interno dell'acqua fredda, quindi pentola, acqua fredda, uovo, si posiziona sul fornello, si accende la fiamma o la piastra d'induzione, si attende fino a che non arriva a bollore l'acqua. Nel momento in cui arriva a bollore si abbassa al minimo, addirittura in certi casi viene consigliato anche di spegnere, io consiglio comunque di tenere al minimo la fiamma del nostro fuoco, e la tempistica dal momento in cui l'acqua inizia ad evaporare, quindi ha raggiunto più o meno dai 90 ai 100 gradi, si deve attendere dai 4 ai 5 minuti. Per quanto riguarda ad esempio uova di pezzatura piccola o media. Se invece stiamo parlando di uova di pezzatura grande, almeno 6 minuti di permanenza in acqua. Ecco, io consiglio anche che nel momento in cui l'acqua inizia a bollire mettiamo il coperchio sopra la pentola, e in quel modo, diciamo, la temperatura rimane più omogenea e per più tempo. Quindi, mettendo assieme queste due informazioni, abbiamo ricavato il fatto che da una parte con quella tempistica avremo un uovo non eccessivamente cotto, quindi non difficilmente digeribile come un uovo sodo molto rappreso, ma avremo un uovo con l'albume rappreso non eccessivamente e il tuorlo ancora morbido, quindi ottimale. E dall'altra parte abbiamo anche evitato il rischio salmonella. Trascorsi 10 minuti da quando abbiamo inserito sul nostro cestello i peperoni, andiamo a verificare, ovviamente si sono ammorbiditi ma hanno mantenuto la loro struttura. Questo è un po' l'obiettivo, perché devono diventare l'involucro del nostro uovo, il nuovo involucro del nostro uovo. Mi sposto qui in modo tale che si possa vedere il procedimento, e facciamo attenzione che i peperoni che abbiamo tagliato a rondelle siano ben
adesi al piano sottostante, quindi alla carta forno, in modo tale che l'uovo, una volta che andiamo a romperlo, non fuoriesca. E adesso altrettanto semplicemente andiamo a rompere un uovo dentro ogni rondella di peperone che abbiamo fatto in maniera attenta, nel senso che dobbiamo fare attenzione che non fuoriesca, quindi dobbiamo adagio appoggiare l'interno dell'uovo all'interno del suo nuovo contenitore, quindi adagio. Riposizioniamo il nostro cestello sopra la nostra pentola per cuocere a vapore anche le uova e attendiamo 4 minuti. Qui non serviranno 5-6 minuti perché non abbiamo l'involucro del guscio dell'uovo che trattiene e che separa dalla fonte di calore, quindi basterà meno tempo per poterle sanificare in tutta sicurezza. Diamo un'occhiata come sono messe le nostre uova. Ovviamente hanno iniziato a rapprendersi, possiamo anche verificare con un cucchiaio la consistenza, diciamo che la consistenza dovrebbe essere quella più o meno di un uovo all'occhio di bue e non ci rimane altro da fare che posizionarle sul nostro piatto. Quindi un po' di erba cipollina tritata fresca e un pizzico di gomasio alle erbe. Le nostre uova sono pronte, io ti saluto e ti aspetto al prossimo video. Ciao, buona giornata!